OSTG, si è appena conclusa la messa in diretta dalla Basilica del Santo di Padova, l'avete seguita? Davvero siete sempre più numerosi che state seguendo sia le Sante Messe che trasmettiamo tutti i giorni alle 18 da Padova, ma anche tutte le lezioni di Zumba, Tai Chi e ginnastica dolce. Di conseguenza stiamo cercando davvero di venire incontro alle esigenze di tutti i nostri telespettatori. Tra l'altro sono anche arrivate le ultime parole, gli ultimi provvedimenti presi dal Premier Conte, appena illustrato ha ribadito tutta la disciplina di questi provvedimenti che sono stati appunto presi in questa emergenza, in questa fase emergenziale. Il Conte appunto ha dichiarato che saranno informati ogni 15 giorni parlamentari perché appunto sono i rappresentanti dei vari luoghi, dei vari paesi a Roma, e di conseguenza si muoverà proprio perché tutti loro vengano informati periodicamente, perché per potersi muovere in maniera congiunta, in maniera coordinata. Ancora Conte ha voluto sottolineare come il rapporto governo e regione, andando a dire che la regione sempre nell'ambito esclusivo delle proprie competenze può muoversi in maniera autonoma, rispettando ovviamente, ricordiamo ancora una volta, le proprie competenze, muoversi in maniera autonoma, andando anche ad adottare misure ancor più restrittive di quelle decise a livello nazionale, e se ritiene necessario, il governatore della regione ritiene necessario per appunto tutelare ancor più la sicurezza dei suoi cittadini. Altra nota importante, sono state introdotte le multe, sono state aumentate tra l'altro le multe per chi viene fermato in macchina, soprattutto dalle forze dell'ordine, senza rispettare le direttive, quindi senza necessario motivo, inasprite da 400 a 3.000 euro per chi, ricordiamo, viene fermato in auto. Di conseguenza una linea sempre più dura, e insomma il Premier Conte è stato decisamente chiaro e ha smentito anche, tra l'altro, le voci che si stanno divulgando in questo periodo che parlano di questa emergenza che si allungherà fino al 21 di luglio. E per il momento è tutto, grazie.